In effetti oggi era particolarmente affollata la città, mi hanno detto, e quindi ho posteggiato fuori dall'ospedale vicino alla Croce Verde. Perché lei avrebbe diritto a entrare eventualmente? Io sono un invalido, quindi ho il tesserino blu, però a entrare spesso trovo c'è un'area gli aree di parcheggio, è un ospedale normale, che uno arriva che non sta bene e quindi sono spesso occupati, tutti col cartellino. Storie di tutti i giorni, l'ospedale di Padova e le sue difficoltà, che dopo un giorno di festa come quello di Sant'Antonio diventano, se possibile, ancora maggiori. Problemi per raggiungerlo. Il parcheggio è sempre il grosso problema, no? Ecco, perché dal silos fino a qua, se uno ha problemi, insomma, non è che sia una cosa semplice. Aspettano anche un'ora o due per trovare un posto, per cui è brutto. Problemi anche a girare all'interno dell'ospedale, raccontano i cittadini. Per trovare il reparto ci abbiamo messo un po'. Ah, quindi delle difficoltà proprio logistiche all'interno? Sì, per noi sì che non siamo di Padova. Non è semplice, per esempio, cercare dermatologia, non ci sono indicazioni sufficienti a mio parere. Potrebbero essere indicate meglio le varie, come si può dire, i vari ambulatori, i vari reparti. I cittadini aspettano il nuovo ospedale a Padova Est. È bene che si faccia a Padova Est il nuovo ospedale perché può essere specializzarsi in una determinata patologia, in determinate patologie, determinati macchinari. Si parla, non nessuno prende l'iniziativa di partire. Ci sono troppe cose che sono parallele.